Franco Bonesso, la lista dei civici per le elezioni provinciali, entriamo un po' più nel dettaglio del programma, tanto più che la vostra è una delle poche, anzi l'unica lista che ha già dichiarato il proprio programma. Noi ci siamo prima confrontati sul programma, partendo da quelle che saranno, da come vogliamo, la nostra nuova provincia, quella provincia 2.0. La Del Rio ha tagliato molte le competenze della provincia, però ha dato una che può essere sottovalutata, ma che è il ruolo di coordinamento fra gli enti locali. Ecco, quindi noi vorremmo trasformare veramente la provincia sul vero parlamentino del nostro territorio e quindi dare un ruolo all'assemblea dei sindaci, in primo, che ha oggi solo competenze per quanto riguarda un parere consultivo sul bilancio e l'approvazione dello statuto. Ecco, invece può essere il luogo veramente dove ci si confronta e si fanno alcune strategie. Ecco, siccome i comuni oggi sono in difficoltà finanziarie incredibili, la struttura della provincia può diventare veramente il motore dei nostri comuni per fare in forma associata tutte quelle cose che i comuni non riescono più a farla. In parte è già stato fatto perché abbiamo la stazione unica appaltante e molti hanno già aderito a questo servizio. Ecco, deve essere assolutamente potenziato perché sarà il motore per fare le cose dei nostri comuni. I comuni non possono più fare gli appalti né di servizi né di lavori per conto loro, devono affidarsi alla provincia. Ecco che questo elemento va strutturato maggiormente e tutti devono avere la possibilità di poter mettere la mano ed accedere in maniera rapida e snella a questo strumento. Come si possono creare tantissimi altri strumenti per questi nostri comuni che non hanno più nessuna risorsa. Poi bisogna continuare con la salvaguardia dell'ambiente e quindi non sappiamo se resteranno fino alla fine le competenze urbanistiche, ma se questo dovesse avvenire dobbiamo dare attuazione al PTCP, che era un PTCP, un piano territoriale molto conservativo per quanto riguarda il paesaggio e l'ambiente. Massima attenzione, come ho detto anche ancora prima, all'ambiente. La provincia dovrà ancora occuparsi di raccolta differenziata, di rifiuti, quindi tutta a sovrintendere la cosa, in una provincia che è la più virtuosa d'Italia. Ecco, viabilità. Senza risorse la provincia può fare poco, ma bisogna assolutamente mettere le mani ai punti neri e quindi continuare con le iniziative per salvaguardare le vite umane. Le scuole, se ne parla molto anche in questo momento, servono tantissime ingenti risorse per adeguarle e metterle a posto. Ecco, questa deve essere un'attenzione fondamentale per questa provincia 2.0, ma soprattutto ente di coordinamento, ed è per questo che abbiamo chiesto al comune capoluogo, che è già inserito in tutti i tavoli, e pensiamo che sia la figura del suo sindaco l'elemento che può maggiormente coordinare tutta questa nostra grande provincia. Per tutte queste cose però, lo citava anche lei, servono i soldi, servono le risorse e al momento dal bilancio della provincia ne sono state portate via, per così dire, parecchie. Tantissime, il bilancio della provincia, è inutile nasconderlo, è in estrema difficoltà. Noi possiamo solo ragionare per bandi di enti sovraordinati e quindi partecipare. Ecco, per questo bisognerà fare le pressioni necessarie e far modificare anche la mentalità, perché le province o le si chiudono o le si finanziano. Io credo che è questo, ed è questo una delle prime cose di cui dovrà occuparsi il nuovo Consiglio provinciale col suo Presidente, per andare a far definire e dallo Stato e dalle Regioni chiaramente dove deve muoversi e con che risorse lo potrà fare. Ecco, solo un numero, in che percentuale influisce la lista civica? Guardate, senza difficoltà abbiamo raggiunto il 10% delle firme degli amministratori locali della provincia, in un momento in cui la maggior parte delle persone erano in ferie. Sicuramente noi puntiamo a più di un quarto dell'elettorato della nostra provincia, perché tantissimi non si riconoscono né in Lega né in PD. La situazione politica è comunque frastagliata, ma noi non vogliamo fare assolutamente un ragionamento partitico o politico. Noi vogliamo ragionare sulle cose. Noi rappresentiamo
le liste civiche, in cui c'è dentro persone che si riconoscono in varie sensibilità, e dopodiché quando nei sondaggi il 40% della popolazione non si esprime, vuol dire che è così anche negli amministratori locali. Quindi io credo che abbiamo buone possibilità di raggiungere consensi nei candidati che abbiamo espresso, che sono sindaci, assessori, consiglieri comunali dei nostri comuni, e siamo molto fiduciosi.